Buona domenica, carissime e carissimi. Seconda domenica del tempo ordinario, il brano del Vangelo che ascoltiamo è in continuità con domenica scorsa, la ben nota festa di conclusione del tempo di Natale, che però è anche un ponte con l'inizio già del tempo ordinario, la festa del battesimo di Gesù. Anche in questa domenica si allude al battesimo di Gesù, attraverso però le parole sempre molto dense, impegnative, potenti del quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. Però colui che parla all'inizio del Vangelo di Giovanni è un altro Giovanni, Giovanni Battista, il quale vede Gesù venire verso di lui e ce lo presenta così. Ci presenta Gesù come colui che viene, il veniente. All'inizio del quarto Vangelo Gesù viene presentato ripetutamente attraverso il verbo venire. Gesù è l'avvento di Dio, viene verso di noi, entra nella storia, venne ad abitare in mezzo a noi, veniva nel mondo la luce vera, venne tra i suoi. Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. E ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. È lui che battezza nello Spirito Santo». Ok. Poche parole, poche righe, poche pennellate, ma di una potenza incredibile, e dovremmo star qui ore a commentare un testo del genere. Beh, ci accontiamo di qualche provocazione come sempre, a partire dal fatto che un uomo che viene verso di me non è necessariamente una bella notizia, perché può venire verso di me anche un nemico, un ladro, un invasore, un leader politico che va verso la Groenlandia perché se la vuole prendere per sé. Giusto per fare un esempio, no? Può venire verso di me anche un ladro, cioè uno che vuole prendersi qualcosa di mio. Giovanni Battista ci mette in fuga qualsiasi dubbio a tal riguardo, perché costui che viene verso di noi è qualificato attraverso due animali. La missione di Gesù si qualifica attraverso due animali che sono per eccellenza gli animali non violenti, la mitezza espressa nella forma più alta. Quindi costui che viene verso di me non potrà farmi del male, perché lui è l'agnello di Dio che toglie il male, che toglie il peccato del mondo. Molte pagine della Bibbia alludono all'agnello o ad animali simili come al capro, che diventa appunto il capro espiatorio, no? Che viene caricato di tutto il male del popolo, di tutte le nostre colpe, perché va da lontano nel deserto e tutto scompaia. Pensiamo all'agnello pasquale che invece di togliere la vita a noi, nel momento in cui muore e viene immolato, il suo sangue viene sparso sugli stipiti, no? Sugli architravi delle case degli ebrei, e quel sangue, il suo sangue, diventa salvezza per gli ebrei, perché l'angelo sterminatore passa oltre. Qui nasce anche l'idea della Pasqua, che vuol dire passaggio, passare oltre, e quindi essere risparmiati, essere salvati, avere salva la vita e poter intraprendere un percorso di liberazione dall'Egitto alla terra promessa. Quindi possiamo stare sereni, no?
È interessante anche appunto la presenza dello Spirito sul corpo di Gesù in forma stabile, rimaneva, no? Ho contemplato lo Spirito rimanere su di lui, ecco, la colomba. Da notare che lo Spirito Santo in altri Vangeli viene definito potenza, è un potere, è una forza, è una potenza, è un dynamis in greco. Ma appunto rappresentato nella forma della colomba, quindi una potenza non bellica. Che potenza è lo Spirito Santo? Attraverso lo Spirito Santo Gesù guarisce, risana, rimette in piedi, ridà speranza, ridà voglia di vivere, ridona la vista ai ciechi, ridona la vita ai lebbrosi. Questa è la potenza dello Spirito. Una potenza non violenta ma benefica e terapeutica. Cosa viene a prendersi allora quest'uomo che viene verso di me? Verrà a prendersi qualcosa, no? Sì, viene a prendere qualcosa. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. È interessante che qui c'è un verbo in greco, aireo, che di per sé non significa togliere, è un significato derivato quello. Il vero significato del verbo aireo è prendere. Cioè Gesù vi entra nella mia vita perché viene a prendersi il mio male, se lo carica sulle sue spalle e paga lui, soffre lui, muore lui, perché io abbia la vita. Tutto questo è amore, tutto questo è dare la vita. Buona domenica.